Alla luce delle recenti minacce all'onorevole Maria Grazia Brandara, Lega Ambiente come risponde? Ma sono delle minacce incommentabili e non andrebbero commentate se non fosse che appunto comunque in quelle poche righe piene di violenza che sono state scritte contro Maria Grazia Brandara si legge un chiaro intento, che è quello da un lato di intimidire con le parole, ma che non può far sottovalutare il rischio che dalle parole si passi ai fatti. Noi quello che diciamo a Maria Grazia Brandara, della quale comprendiamo in questo momento il sentimento di paura per la sua persona e per le persone che lavorano, che comunque stanno vicino a lei, quello che le diciamo è di non desistere, di non darla vinta a chi appunto ha deciso di usarle questa violenza per i provvedimenti che comunque lei è obbligata in ogni caso ad attuare. Le diciamo di andare avanti e da parte nostra, oltre alla solidarietà, la piena disponibilità nel caso ce ne fosse bisogno di essere vicini a lei, a Licata, anche con delle iniziative pubbliche, perché noi siamo sicuri che Licata è piena di gente onesta che non può più sopportare queste continue mortificazioni che mettono appunto il paese sulle cronache, sui giornali, sui telegiornali, come un paese fatto invece da gente poco rispettosa delle regole. I licatesi, come tutti, la maggior parte dei siciliani, sono delle persone assolutamente oneste e noi a loro e a Maria Grazia Brandara, che come istituzione li rappresenta, siamo assolutamente vicini. Io stamani o ieri ho espresso solidarietà a Maria Grazia Brandara, il commissario di Licata che ha ricevuto queste minacce. Credo che la solidarietà da sola non basti più e oggi sono qui. Gli argomenti sembrano non c'entrare niente, in realtà c'è un filo conduttore in tutto questo, la politica che non ci mette la faccia. Non ci mette la faccia per gli abusivi e non ci mette la faccia sull'accoglienza. Argomenti che piuttosto che affrontarli in modo serio e trovare soluzioni diventano strumento di campagna elettorale, diventano motivo per cui il populismo incalza e io non ci sto. E sono qui come segretario provinciale, avevo idea di parteciparvi come cittadino, ma poi la riflessione che ho fatto sul fatto che per esempio sull'Icata, su questa grave situazione nessuno interviene e poi gli stessi magari sull'accoglienza fanno le barricate, c'è qualcosa che non torna, c'è qualcosa che non funziona nella politica. Allora tutti dobbiamo metterci, possiamo avere opinioni diverse naturalmente, esprimerle in modo democratico, però il silenzio è qualcosa di insopportabile rispetto a tutto ciò. E poi l'idea di far passare che sull'accoglienza confondere tutto, terrorismo, assistenza, speculazione e tutto il resto, non è così. Dobbiamo rimanere umani, dobbiamo saper distinguere le cose e dobbiamo avere la capacità di non perdere di vista la solidarietà che sempre ci ha caratterizzato. Detto questo, spesso chi esprime queste opinioni e poi viene magari accusato di chissà che cosa e ti dicono allora te lo porti a casa tu. Bene, portiamoceli a casa i migranti, ma qualcuno dovrebbe portarsi a casa i mafiosi, i corrotti, gli abusivi e via discorrendo. Basta con questa politica del nulla, dobbiamo saper costruire. Sono qui, ci metto la faccia. Mi dicono ma se vai perdete come PD ancora voti. Forse perdiamo ancora voti, ma sicuramente non perdiamo la dignità.